da sopra al presepe. Popolo di questo quartiere, oggi per te è schiarata una giornata di sole, ma non perché non piove, ma perché hai avuto l'onore di vederci arrivare. Popolo di questo quartiere, tu non sai dove siamo. Noi siamo i comici, siamo quelli che fanno il teatro, siamo quelli che raccontiamo i fatterelli che succedono nella vita. Se poi siamo fortunati, troviamo un fatto che non è successo ancora. Così tu ti imbrogli e non sai se è il teatro che coprirà la vita o è la vita che coprirà il teatro. Ma l'amore a volte è ostacolato dai ducati. Ecco perché? Perché noi ti vediamo a rappresentare una commedia, la buffa storia di Pezzeghello e di un matrimonio che non si può proprio fare. E in questa commedia ci sta di tutto. La miseria, che tu conosci bene, l'eredità, che senti solo nelle commedie, ma a casa tu non arrivi mai, i soldi che fanno bene a tutti quanti e l'amore che fa bene a tutto il mondo. Ma l'amore è ostacolato dai ducati. E allora va a finire che una bella ragazza come il sole deve piangere. E piangi, piangi. Ma è peccato, popolo peccatore, è peccato vedere piangere una ragazza. E la storia della commedia è proprio questa. Devi sapere che tempo fa camminava per Napoli un banditore che portava questa imbasciata. Al popolo ci stava uno che pensava di trovare la felicità con i soldi. Ma i soldi fanno la felicità ovunque, ma nell'amore, quello veramente, non quello degli affari e dei regali. I ducati non servono e noi ve lo dimostreremo. Siete pronti? Non vi muovete che siamo pronti. Pronti per cominciare? Forza! Sì. Cominciamo! una consultazione di 3 medici. Oh, prima è venuto e ha fatto:
secondo me è tife. Poi è venuta un'altra, ha fatto, caro collega, forse è tife qui a Caserta, ma lì è varicella. Poi è venuta un'altra che mi ha fatto fare prima non sa che ne sa e poi non sa che aiuta. Figuratevi che ha detto che è ricchiona. O dottore? Mamma, o dottore ha detto, secondo me è ricchiona. Che la malattia tengono l'uomo neppure creatura. Gesù, non si capisce più niente quanta malattia stanno scoprendo. E la cosa più brutta è che le stanno tutte scoprendo dopo che la povera mamma mia. Ma alla fine cosa è saputo che tiene sta mamma da E come volete sapere da me? Che io non so nemmeno se lo sacci. Però ci sta la speranza di saperlo stasera. Allora io me ne sono tornata a casa a preparare qualcosa da mangiare. Perché che la mamma mangia all'ospedale, non so mangiare nessuna, ma ne... E mentre stavo tornando sono passata per la Marina. E proprio là, ho visto a Porzachella là Che disgraziata! La da cogliere una tempesta che non si può ritirare. Ma quando è? La E Cina! vabbè, Ah! una Teresina, la cosa poi non è di una gravidanza difficile. Ma no. O vogliono per l'angoppo, non corre nessuno per pericolo. E poi stavo tutto il quartiere. Che cosa? Ma pare che sono stati... Che le sta donna Sofia Chiacchiaressa, che ha detto che Perzachiello, quando era piccerilla, ha avuto quella malattia che tutti dicono che tiene mamma e che da allora non si è rimesso bene. Ma tu che stai accucciando? Ma che stai dicendo? Penso che la pozzerilla ha tenuto la meningite, no, ha ricchiunato. Ma Teresia, mi sto pregando, mi pare che sono stati... Che le sta donna Sofia Chiacchiaressa. Anzi, che le dice che vogliono è scemo, tale e quale va. Ma io sto a vita che le laghe Chiacchiaressa è prima qualità, Ah! Ma sei complice con qua c'è sta serio pericolo di malattie e di perdizione. Chi le non posti scomune che ma Sì, tu non la lucca che ti fai sentire tutto quanto. Madonna mia. No, ma io me la so io. Ora me ne devo andare e vi raccomando, non facete male, non ci ride a chi lo voglio, perché se io ci ride va a finire all'ospedale. Iată là, non ti rido in basso, non so pigli né chi lo schiatta là. Mamma mia, ma io Oh, Teresì, io me ne vado a preparare a mangiare a mamma, vabbè. vabbè. Non vi preoccupate, non facete male, mamma. E come avete che non posso scomune. Oh, nonna mia. Mai e poi mai, sei sentito una cosa è questa. La famiglia mia. Oh, nonna mia, mi fa tutto caro. Ma io mo che bene, una ciaccina. Ma, Teresi, guardate qua, guardate. non mi sento buono. Non mi fa male la panza. Ti fa male la panza. E tu sempre, quando torni a casa tua, tieni sempre scendo malano. Quando vai facendo un colombrino non ti fa male la panza, no? Teresi, per favore. Mi dai che certi dolcimenti di panza che solo Dio lo sa. Tu non vieni questo fatto di colombrino. Preparami due cotte d'erbe medicamentose. Che si mangia stasera? E fa solo la maruzzare con pane. Ah, buono. Ma non ti può mangiare. E perché? E perché ti fa male la panza? Adesso? Ma se mi preparo le cotte, per stasera mi passa e così mi posso mangiare. Senta, hai visto il Perzachiello? No. Sei passato un guai con figlio. Che combinati, Sei passato un guai nero perché il figlio da solo guai combina. Teresi, e ti ci pregato, mi fa male la panza. Quando mi ho fatto senza tripa, pica e picariella? Perzachiello, l'analista, la goppa, Coppa tu. la goppa. Coppa 1 e 7. No. Coppa campanino lo carmo. E che ci va a fare? E che ne sai, tu stai facendo la coppa, ti lo senti l'agro. A Perzachiello, l'analista, hai capito? Beh, Come beh? e che fa? Come che fa? Teresi, ma Perzachiello è uomo, sì o no? Sì. E allora? Certo.
io poi non so se come te che potevi sperare. Ma Ronero Carmine mio, quanto peccato rinda a casa mia. Ma quale peccato? Perché per te non so peccato mortale, questo, no? E chissà quanta volta ci sei stato pure tu in langoppa, e Io? Ci manca tutte le urne! oh! Leppo! Ci vai tutte le ore! Oh, ma Ronero Carmine, che non coraggio e mo dice non va! Tito! Ma tu stai scemenuto stamattina? Ma ti scordate come mamma? Io vengo a legna e tutte le mattine non paga bene laggiù. E secondo te non pago pure l'angolo? Dimmi una cosa, secondo te le femmine che stanno all'angolo hanno a mangiare sì o no? Stanno a scalfare sì o no? E la coppa non c'hai preso più, non c'hai. Quando ci porta la legna, la lascia fuori la porta, poi suona il campanello e t'allontana. A così, quando una femmina che esce per sorritirare, tu non la vedi. E il rischio come mi piglia? E fai mettere in terra. Teresì, ma a me non me ne fotte, sì che le soldi si boscano con l'uomo. Io vengo a legna e che soldi cameramma, che ce l'hanno noi campammo. Scusa, ma o se boscano facendo che l'ho fatto là, o se robano, a me basta come pane. Nata voto, mamma mia, che male panza, non ce la faccio. Tere, per favore, vamo a preparare sto decotte, a così mi passo male panza e stasera mi posso mangiare la sulla. E per favore, a perseguire, non ci pensate più, l'epoca è cambiata, bisogna civilizzarsi. E poi, in H. Oggi sono tutti con favore G. Vorrei. Con tutto quanto. Oh Gesù, non hanno preso l'amico. Ammazzo quello che lotta, va. Ma che male panza, ce la faccio più. Tu mamma lo Poi, Alisa. Poi, si tu ma. Aspetta. Aspetta. No, vai a lei, non ti preoccupare. Come sta? Se tu mamma fa male la panza, non ce la faccio più. E hai mangiato troppo, stai di giù. Sono di giù, la ieri sera. La ieri sera, e che mangio mangiato? Io mangio fatta la verità proprio. Una insalatella e fa solo con la pasta. Ma poi una porzoncella così, e pulignana al ragù. Poi mi ci mangiato 3 gustatelle, un po' che formaggi, una insalatella riccia, un mese capricciolo e mi ci fatto una fiaschella in vino. E al finale mi ci mangiato 2 felle mellone e da ieri sera non ci ha toccato niente giù. O solito esagerato. 2 felle mellone, che diavolo. E che le ti ha fatte pese dopo il stomaco? O per loro fa pese. Sarà stato quello un loro? Sì, ti riduci piedi da loro. No, non so proprio tu ci vieni la verità proprio. Ma viene che l'ho fatto in pressi in da latrina. Stamattina sarà giudicato 30 volte. La verità, ma ci fatto tutto quanto che era la città. E parecchi terraturne. Infatti c'è la Teresa che facesse un bello decotto d'erbe medicamentoso e vedrai che ti passa. Speriamo. Tu ma mi stava venendo un'altra volta, non mi riuscite niente, c'è correre, datemi licenza, non mi riuscite niente, c'è qui. A quell'età sono attaccato 2 felle di mellone dopo il stomaco, che grazie, capo fa annuccato, non capisce che una ha da saligire, se no fa peso, non voglio proprio capire, questi napolitani parlano proprio, mangia. Ma mi sa paura! Sempre sa paura! Paura no, perché non mi mette paura di nessuno, hai capito? Se lo considerando quando si sceglie, hai capito? Ma poteva venire infarto con una cosa che... babbo, non lo faccio più! Però quando c'è sempre il giornalino, lo facevo sempre e non mi diceva mai niente! Grazie, chi l'hai risolto? Non si deve neanche candidato. Lo fai, lo piaceva, lo fai tu, Si faceva, fuma. ma già dicere una cosa. Dimmi. Stamattina ho conosciuto una femmina. Bravo, finalmente. Ad Algisa. Che le farà la Maria? Ha conosciuto pure lui. No, lei poi passa, vedi là, che sta proprio un balcone. È buono,
vabbè, cioè, che era fuori vestire, per forza. Mo sapete come mi ha invitato a stare in coppa alla canta solo? A te? Eh! Sei sbagliato. E perché? Ah, niente, cosa mia? Quello quando mi ha visto, coppo bacco, bello guaglio, perché non viene a vedere che poi mi viene a fare un po' di compagnia? E beh, tu. Allora io ci ho detto, mo non posso venire perché tengo che fare. E Sapigliata ha detto, bello guaglio, ma tu sei vero, i 5 minuti ti faccio stare. E beh, tu. E io ci ho detto, mo non posso venire nemmeno 5 minuti perché devo andare da Cosimo che mi deve pagare un carico di legna. E beh, boh. Allora Sapigliata ha detto, e allora fa una cosa, va tu Cosimo, piglia sul mise e portane assai che io ti aspetto. E ci si chiude troppo. Quando sono tornata, il balcone suo essere chiuso. Secondo me era asciutto. Vabbè, penso che tu hai ragione, ormai sei grande, tieni quasi l'età a consultato, tra poco ti chiamano e quindi devi mettere a favore con qualcuno, con la femmina. La tangisa non vale la pena perché troppa gente si dà dei cremi, briganti, ma tutto quanto là, poi si fa pagare, non conviene, capito? Invece tu hai una bella guaglione del quartiere che ti piace, tu amica e ti metti a favore con quello. No, sai che le femmine, ti è capitato di avere una bella guaglione del quartiere che quando amica ti fa la scuma a bocca, no? Sai, tu cammini vedi una bella guaglione, bella formosa, io tu amica, ti vedi la scuma a bocca quando guarda. Ma perché non la figlia del barbiere quando fa la barba fa andare la schiuma in bocca? Non ti è mai capitato per vedere una bella guaglione in tuo quartiere che ti piace di ciò, ma ti metti a favore con questa? Quello è veramente ci stanno un sacco di ragazze che mi piacciono. A te? Ci devo pensare, perché ci stanno un sacco di ragazze che mi piacciono, che ci piacciono e che ci piacciono. Ma quelle sono roba assai, quelle che mi piacciono, che ci piacciono, che ci piacciono. Poi Domenica! allora mi chiama tu. No. Troppa chiaro. No, posso fare. Sì, ma c'è già pensare. Perché ce ne stanno un sacco di ragazze che mi piacciono, che ci piacciono, che mi piacciono. Trovata! Poi Giulinella! lei. È troppo secca! Ce ne stanno assai che mi piacciono, che ci piacciono, mi piacciono. Mariella! Ma che? Lei? È troppo scema! Che stai buono per te? Ma che le sei? Tutte le ragazze da marito parano sceme, appena si sposano cacciano la scienza, tutto quanto. È una cosa di pazzi. Ma sta Mariella c'è sta? No, dico, ti ha fatto capire, può mettere a favore. In verità io non gliel'ho detto. Ma pensa sì, sapete perché? La mattina quando l'ha vista, io salutai e se mi rispetto. Educate. Oh, aspettate scendere là. Vedete, sapete? Allora lei stava arrabbiata e mi ha detto, perché che lo devo andare sopra l'anfrascata? A te? A me, sì. Da Da sola. Allora quando tutte le coppie a favore, ti ha invitato. Allora lei ci ha detto, ti posso accompagnare? E lei ha detto, certo che mi puoi accompagnare. E così ci avviamo verso l'anfrascata. Bravo. Era una bella giornata di sole, vabbè, le pigliate, faceva cavolo e si sudava pure. Si domava. Mariella teneva una bella cesta con i panni e abbiamo incominciato a camminare. Mariella parlava, io parlavo, la soruzza cantava, o solo mi sbatteva da capo, o solo mi scendeva per tutti i passi. Mariella parlava, io parlavo, la soruzza cantava, o solo mi sbatteva da capo, e o solo mi scendeva per tutti i passi. Mariella parlava, io parlavo, la soruzza cantava, o solo mi sbatteva da capo, o solo per tutti i passi. E camminava. A un certo punto ci siamo fermati. Finalmente. Allora io ho detto, Mariella, dammela! Così? La cesta! Perché te la porto io! Mariella ha preso la cesta e me l'ha data e abbiamo cominciato di nuovo a salire per dentro all'anfrascata. La cesta che passava male schiena, o solo che mi scendeva, o solo che mi sbatteva. Mariella parlava, io parlavo, la cesta tutto solo che mi scendeva. Io che camminavo, Mariella parlava, io parlavo. A un certo punto siamo arrivati soprattutto all'anfrascata. Ci stava la mamma di Mariella. Come mi ha visto, mi ha salutato e io l'ho salutato. A quel punto Mariella ha preso e ha detto, perseguielo, dammelo. Ma che sei proprio una porca? Il cesto. Ma prima non era una cesta. Ma prima lo portava lei, non lo portavo io, quindi il cesto.
Vabbè, allora. Allora io ho preso la cesta e ce l'ho data. Poi ci ho salutato a Maria, ci ho salutato la mamma e ho cominciato a scendere. Più correva e più sudavo. O solo mi sbattevo con fronte perché stavo scendendo, quindi non mi sbattevo il cuore da capo. Ma ci davo, salutavo a Maria e salutavo la mamma. E allora coppa mi salutava e scendevo e correvo. E più scorrevo e più sudavo come scendevo. O solo mi sbattevo il fronte. A un certo punto sono arrivato qua a casa, sono entrato lì, ho preso un bel bicchiere d'acqua, me lo sono bevuto. Poi ci pigliato l'acqua, ma l'ha salutata in faccia, si dice, ma ci pigliata sesso. E mi sono stato. Ma prima sei proprio scemo. Ma come tu vai in Dambrascato dove viene la voglia di fare l'amore, vanno tutte i coppie là e non dice Mariella, stendiamoci un po' che riposiamo. Ma io non sei stato! Ma essa sì! Ma sta zitto per piacere! Ti sei comportato come uno scemo proprio! E questo che cos'è? Ma insomma, tu hai una bella voglione, ti metterà a favore, ma da Gisi non conviene perché da Gisi dei soldi e cose, no? Mariella, se ti piace, ti mettere a favore. È vero, sì, ma avete ragione, basta, ho deciso, voglio fare una promessa di matrimonio ad una femmina. Non male che hai deciso da fare una femmina, no, No, oramai sono grande, certe cose le devo capire e le devo fare. Ad Agisa non conviene, troppo folli, soldati del replica e poi si fa pagare, quindi non conviene. Mariella pure si è scema, però c'è venuto un po' avvicinato con me, quindi vuol dire che la prossima volta la faccio anche a riposare. Bravo, c'è la mamma da padre, vanno a parlare con la mamma e combiniamo il matrimonio. Va bene. Basta che sei. Allora, che sei Mariella, che siamo c'è Mariella? Ma vuoi chiamare mamma tu? Pensi che mi chiama mamma tu? Direi che mi guardato, non ti mai visto una guaglione con una cesta? Sì, ma non avevo mai visto una cesta così bella. Siamo no, la cicca, si E non chiamava il seghiello, chiamano a Concì. Il giovane si chiamano Franceschiello. Ma se tutto quanto chiamano così per Zacchiello? Vabbè, perché è un'abitudine dove viviamo mettere il soprannome a tutto quanto. Il giovane si chiama Franceschiello. Babbo, Franceschiello, ma chiama mamma Toio, perché va come mercato, perché si va qualcosa? Guarda, che noi ve invita a fideccare, e vai solo al mercato. Sì, E non ti sola. mette paura. No, e di che? E dice che l'uomo è brigante, poi ti vogliono violentare, No. se sai delle tante cose. Non mi perché mette giornata- paura. No, non sta bene, ma sai che faccio? Eh? Ti faccio accompagnare Franceschino, va bene? E perché? E perché se sta qualcuno che ti dà fastidio, il giovane ti difende. Per Zacchiello? È scema, si tu ma è scema. La chiama mamma, va. Ma chi sei figlia tu? Io sono la figlia di donna Filumena, ambagliata Niente me! No, ma io conosco la mamma. Quando ero giù non hanno sbagliato, sei giù e mamma, dai, oggi. Se tu ricordi, e quanti anni tiene? io tengo 15 anni. 15 anni, l'età del matrimonio. No, io non ci penso proprio a mi sposare. Ma perché sei proprio scema allora? No, mica perché sono scema, No. ma perché chi volete che si sposa? La figlia di donna Filumena, ambagliata Sei scusata mamma, ti sposi pure tu. pure avete ragione. E quanti anni tieni? Io 15. 15 anni, l'età proprio del matrimonio. No, non mi sposo, zitto Ma ti mai. piace perseguire, sì? Io diciamo i suoi pensieri per te. La prossima volta quando vai con la brascata, se quello dice riposiamoci, tu mettiti bella riposata, capito? E poi fai qualche cosa, perché io devi Ma sono saziato! Cookie! Con Zacchiello, sei passato un uomo, chi stai? Che hai fatto? Maria, tu stai qua? Sì, donna Tere, perché vado al mercato. Ma se detto qualcosa? No, non mi serve niente, grazie. T'accompagno? Però io me ne vado. Ma no, a te adesso! No,
staccare. Poi, fallo sciame, voglio da scuvare, Si domani, Eh. mi mai da fanno piacere. Quando io parlo con Persepiello, voi non vi dovete mettere in mezzo, perché io sono con la mamma e io dispongo. Perché se poi quello va là sopra, ora Marina, io non ci vado per La sotto. voglio da fare qualcosa, no? Che la voglio Se non va, ma gente che avete fatto questo. Ma questo se no diventa... Ha diritto con una da I e da accanto a rimanere, da staccare. E Maria, saluto la mamma di apparto. Vabbè, state qua vicino a mamma, bella proprio. Ma che sta compagna venga a salutare a mamma, che volesse sbagliare la sera. Occupate che si chiama guardia, da faccio tagliare capo da faccio tagliare. Ma vedi se è cosa, ha da vincere sempre, sta da vincere, mannaggia. Qua non è morto nessuno. Voglio, e questa è la dimora di Alessandro Bonocore? Ma che volete? E ti sto pregando. E questa è la dimora di Alessandro Bonocore? E che cos'è questa La dimora? È la casa, fanciullo. È la casa, la dimora. E non sapete dicere, è la casa, fanciullo, la casa. Vabbè, no, perché io sono notario. E se parlo come parlano tutti gli ignoranti popolani come te, che faccio? Ma se voi parlate con me, tutte notarie come fu, la gente ignorante come me non va capisce. E io questo voglio. Dunque, è questa? La dimora. Cioè, la casa. Chi c'è ste Sì, case? è questa. E chi c'è ste case? Ci sta un sacco di gente, ma ci devo pensare. E allora ci sta il coniglio e un porco, un cavallo, un ciuccio, a pecora, o piegora. Ah, poi ci sta pure Angelina. Tua sorella? No, è la gallina che mi fa l'uovo ogni mattina. E poi ci stanno 2 galline, 4 coniglie. Ah, poi ci sta io, papà e mamma. Ah, mamma ci sta? Sì. Me, chiama mamma perché c'è una cosa di fretta da fare. E io so come mia mamma la da fare. Certamente non la posso fare con te. Papà, lei devo chiamarti perché sapete siamo un po' litigati. No, ma aspettate qua. Aspetta. Mamma, mammina, mammuccia. Oh no! E speriamo che ci escono qualche centinaio di ducati per me. Queste pratiche di testamento sono sempre molto fortunate. La gente va contentezza mi regala sempre qualche cosa. Non avere paura, mamma, non avere paura, non morte. Madama, Madamo, madama, Madamo, madama. madamo. Vabbè, voi siete Teresa Bonocore, accasata in via dei Broccoli numero 36. Bene, io sono il notario Pielagusto Pizzetto, il famoso notario Pielagusto Pizzetto. Dimora la Pignasecca e tempo fa ebbi modo di assistere a un civile di Napoli che mi volle onorare di farmi stendere il testamento per la sua morte. Perché è morto? Chi? Il mio cliente. Ah, Or dunque, fra le sue ultime volontà veniva espressamente dichiarato che 5.000 ducati, la quinta parte del suo capitale, venisse dato in beneficenza ad un suo caro vecchio amico, eroe combattente che più di una volta gli ha salvato la vita. Ebbene, cari signori, vi sto parlando di Gennaro Bonocore, fratello di Alessandro Bonocore, marito di Teresa Bonocore. Voi, siete voi? sì, sono io. E conosco tutta questa gente che avete annominato. Bene, potreste farmi il piacere di annunciarmi a Gennaro Bonocore? Provvedamente a lui. Vabbè, se c'è lui. C'è, ci sarebbe, ci fosse, C'è? però non c'è. C'è o non c'è? Quello veramente
Buongiorno, scusate l'intromissione, mi trovavo a passare, ho sentito che cercate a Gennaro Buononore. Ma che combinazione! L'ho lasciato al molo che stava a pescare. A pescare. Sì, a pescare. Ma Gennaro Buonocoro avrà almeno 90 anni e da quanto mi risulta sordo e anche un poco cieco e va a pescare. Vabbè, non è che lo spizzo su e sta cagando a mano e non conosco, non è che proprio avete bisogno di lui. Ha da papà con tasse, Unnezze, Ibu, Ari, tutte quelle che chiedete a lui e sa tutto, no? E qualcosa di soldi ci darà, qualche sostegno, il reddito, no? Cittadinanza, no? Di più, ci darà proprio qualcosa di soldi. E voi sapete che faccio? Se proprio avete bisogno di lui, o capire ve lo porto qua, va bene? Pensi che vieni con me tu? Andiamo a pigliarsi il giornalino. Andiamoci pure. A tu Mariella. A tu Mariella. Stai tranquillo, non ti preoccupare, tanto non morti. Noi subito veniamo. Faccio un po' di tratti. Subito veniamo, non ti Eccellenza, preoccupare. noi andiamo. Andiamo. Sono andati Hanno andati. e adesso non ci resta altro che aspettare, ma ditemi, come sta? Credo bene. Come credo? E io veramente, dove sta zio Gennarino, non ci sono mai andata. Una alla volta ci andremo. Per ora io non ci vado. Ma dove? Dove sta zio Gennarino? A pescare? Di dall'aldilà. No, io dico di qua, come sta qua a casa? Là di qua, a casa. Quello non si lamentava mai. E perché ora si lamenta? No, povero vecchio, quello è sordo, non sente, allora quando parla io non lo capisco. Ah, capisco. Ah, sai, non capisco. Lui è sordo e voi non lo capite. Ma se lui è sordo, voi sentite, non siete sorda. E lui parla. Parla, voi dite parla, parlava, Perché non parla più? è una parola. Voi dovete sapere che quando gli viene la maledizione del diavolo, s'andosta tutto quanto. A occhio così, e si castiga mia mano. Non ho capito l'ultima frase. Allora, quando gli viene la maledizione del diavolo, s'andasse tutto quanto. A occhio così, così, e si castiga che cosa. Ma povero vecchio. Mamma mia, non è morto. E non è di camera, non so chiamavo. Quelli che dicevo pure io. Ma gli arti li può muovere. Gli arti, le braccia, le gambe. Li può muovere. Gli attiti. Dipende, perché cosa ti serve? Mi dovrebbe filmare una ricevuta. E non può filmare. Oh, è paralitico. E poi non sa filmare. È analfabeto. E come mai? Come mai? Voi dovete sapere che quello, quando era giovane, era un pezzo d'uomo con delle spalle grosse così. Poi andò in guerra. E poi non si è capito più niente. Mamma mia, come ne pazzo, Eccellenza, questo è Alessandro, mio marito. Buongiorno. Come state? Ma fa male la pazza. Che me ne frega. Vieni che ce ne andiamo che ti prepari il decotti. No, ma ci mangiamo le mie fasulli. Come? Tu ti mangi il fasullo e poi ti faccio prima un Ma decotti. ci mangi il fasullo. E trasa! Ci mangi il fasullo. Eccellenza, scusate, vado a preparare il decotti, per caso non volesse venire poco di voi? No, grazie. A me Allora io vado. E vabbè. Se non può filmare fa lo stesso. E vabbè, certo era meglio se a questo l'avessi trovato già morto.
I soldi andavano a un prossimo parente e tutto si sistemava più velocemente. E invece no, e invece devo dare i soldi a lui che ha 10, così combinati. Mamma mia, non se ne vede manca bene, e i parenti devono stare a guardare. Ma sono proprio fattente proprio. Povera vecchiaia! Ma come, ma lasciate solo questo povero vecchio, l'ho dovuto portare io. Mannaggia la miseria, mannaggia. Eccellenza, beato poco che la secchia, per piacere. Facciamoci pazienza, grazie. Vieni qua, si chiude a secchia, e poi che facciamo qua, ma è il contrario. Vieni tutto per la terra. Ecco poi, volevo, allora venite vivo. Ecco poi. E questo è Don Gennaro? E come ride? Troppo, ecco poi, ecco poi. Caro Don Gennaro! Caro Don Gennaro! Ma su! E non lo so, voi chiedete a loro. Teresina! Teresa! Riuscite di tumba! Ma non è chi è? Sì, ma è che sono che si gennaro. Un po', Dice un po' d'acqua, va. Ho capito. Oh, ma perché non parlo? Non so parlare. Si sono seccate le corde vocali, ma piglia l'acqua e ci ho dato. Sono seccate le corde vocali. Scusate, e con l'acqua che ci fate? Quando una pianta si secca, come facete a ripigliare? La innaffio? Così si fa pure che corde vocali. E poi parla. Come no? Guarda! E dove l'avete letto questo miracolo della scienza? L'ho letto in un libro arabo. E voi leggete l'arabo? Perché voi no? E chi l'ha fatto in arabo? Collegio. L'ha accattato, sentite a me. L'ha accattato. No. Mo parla, risponde, capito? Caro Don Gennarino. Caro Don Gennarino. Io sono il notaro Pieragusto Pizzetto, il famoso notaro Pieragusto Pizzetto. Ma chi sei? Voi siete stato scelto dal defunto Androne Passone per ricevere 5.000 ducati in segno di tangibile riconoscimento per le tante volte che gli avete salvato la vita. Il pover'uomo! Questo in casa nostra si mortifica, ci offende! Ma voi mi dite che la pigliate tuttissima, che se ne vede, Ma quanto Ma mai? come quando mai? Io ho detto! Voi siete stato scelto Sì. dal defunto Androne Passone Sì. per ricevere 5.000 ducati Sì. in segno di tangibile riconoscimento per le tante volte che gli avete salvato la vita. Il povero Ma se non mi lasciate finire la frase, E ditelo tutto attaccato. il povero cioè Androne Passone, il mio cliente, prima di passare a miglior vita si è voluto ricordare di un suo vecchio caro amico. Poi, e gli sono caccato con una 5.000 ducati. Ma che sta presso? Basta che mi mettete una firma. La firma. No, La firma, come facciamo? Che ne sta? è paralitico, Sì, e poi... è analfabeto. Sì, Vabbè, voglio dire che sia analfabete, voi me lo assicurate? Come ve l'assicuriamo? Che siamo medici, noi che ve lo possiamo assicurare? Dicendomi sì o no? lo dobbiamo portare all'ospedale, non lo so. Ma signorita, l'analfabeto non è una malattia! No! E che cos'è? O parente vuoi, stavi scrivere sì o no? No! E allora analfabeto! In questo caso, stando alla volontà di Androne Passone, il mio cliente, io devo dare tutto ad un prossimo parente, infatti cito il testamento. Qualora il mio amico fosse morto, date tutto ai parenti, e se questo chiede un nipote, date tutto a lui, se lo c'è una voce, così se tiene intenzione, si sposa e si sistema per sé. Allora, dunque,
io credo di fare bene, di dare tutto a voi. Alessandro Buonocore, suo parente più prossimo, senza nipoti, mi pare. No, non ci stanno proprio i nipoti. Bene, allora mettete la firma qua e facciamola finita. Firmate questa fede. Ecco, firmate, la città Andressi che ce ne ha, e domani Lo che ne da voto! che Ma fa male avanti! firmate. Ma mi fa male proprio assai! Poi ci metti male! No, una cosa, soltanto una firma velocemente. Poi domani andate a prendere il capillato qua. Ok. Prego. Firmate e poi ci dà, prego. Vabbè. Ne può che pronunciava Ciccio corre, non mi riuscite a dire! Allora, che sta? Allora io me ne vado. Auguri e da genere a voi. Auguri due volte. Grazie, eccellenza, grazie. Non posso solo! Sì, se ne giù! Sì, se ne giù! Dai, oggi sono tutte cose che sai, se ci stanno una volta e te ne si vuole scusare, radici tutte cose, e io faccio di scusare. O ne posso sono chi e mi voglio scusare. Sì, ciao, verità. Simbari, che te ne 5.000 ducati. Gennaro protegge sempre il popolo, C'è favore di invidia a tutto quanto. sì. Già cammina una carrozza. Già fa signore cosciassa. Maro, ma pare da suono, mi pare. Hai visto, no? Sì, sono contento. Se tu mi hai pensato, mi sposo e faccio una bella promessa di matrimonio. A chi ce la fai? Ce la faccio a Mariella, sì. Bello? Mi sento emozionato. Ma la vado. E 5.000 ducati. Bravo. Già come la Facciamo a Marella? Sì, quello è venuto affrescato con me. Facevo il cammino, ma Ma me ne voglio le panze chiuse, ma tenere in testa qua! Mamma mia, ma vedete! Caro Patro, ti devo parlare. E poi! Ho deciso, mi voglio sposare. Ehi! Mi voglio sposare. Esci di scena! Ancora, qui si rende me, no? Voglio una ragione, no? E dice che ha un ragazzo, un nipote, i soldi aspettano. Hai sentito il un notaio? E si chiede al notaio e si chiede tutti i soldi, che facciamo? E secondo te, a chi facciamo scusato? Lo sposi tu? Io guarda che non sono gay. No, vabbè, che sarà una cosa, la tua mamma porta l'una se potessimo far parlare con quello là, come si chiama? La figlia a Maria sei Con Mariella, posso fare la promessa di matrimonio a Mariella. noi? Maria! Che la pezzendona! Guarda, ancora che i soldi, già sai. Oh, aspetta, ma guarda, visto un banditore stamattina, no? Come no? Chi le parlava chiaro, un banditore stamattina. C'è sicuro che camminava. Camminava per Napoli. Dice che c'è stata una nobile che si sposa uno che ha dei soldi. Basta che è ricco e che tiene i soldi. E che tiene i soldi. Oh no, fino da voi. Giovane! Ricca sfondata! Accetta di sposarsi a uno che non voglio bene e che chiede 5.000 ducati di dote! Chiunque fra di noi possiede 5.000 ducati di dote può chiedere di sposare a Marcellina e poi la tornare a finire! Il Fido ma! Sarà perché tengo male le panze, ma non ci capite proprio niente! Come è stata una nobile che si sposa uno che tiene 5.000 ducati. E chi ti dice che sono sposo? Ma sei 5.000 ducati, poi allora? fa solo una cosa, mandiamo un messaggero a Salerno e facciamo verificare e guagliamo su matrimonio. Se tu mai si può che si sa fare che i briganti, che i soldati del re. E vabbè, che se non sappiamo, però perlomeno è una nobile. Mamma quindi- fa venire qua! sì, perché... Simmerit! E manco...
e poi sa, noi più ricchi, perché a questo giovanotto lo facciamo sposare a una nobile, a una marchesa di San Leucio. E quindi pure io divento nobile. E Gesù lo sposo, il marito della marchesa. Ah, quindi sarà Gio Marchese pure io. E ancora io sono ragionabile. Guarda, niente meno, la madre del marchesiello, la principessa Sissi. Zitto, ma pure io divento nobile. Certo, Allora ti diventiamo do, tutti cara nobili. marchesa, principe, Oh, marchesa, Onda Maurello, sono ripetere. Lasciatelo stare. Ma allora è successo qualche cosa? E che mi sta succedendo? Non mi è successo niente. E perché gli animo? E che faccia ridere, ma che faccia ridere. E una volta che volete sapere, io dico, io sapete che mamma sta ospitale. A proposito, come sta? Ma che faccia ridere, ma che faccia ridere. Ma tu non dici un po'. Sadreo. E vabbè, se proprio insistete ve lo dico. Voi sapete che mamma sta ospitale e che quando ci fu la consultazione dei 3 medici, chi riceve che era ricchiumato, chi riceve che era tifo. Beh, stamattina ci ospitale. Mamma mia, come stavo, mamma, come stavo brutto. Belle buone trasse nei dottori in da stanza. Ma guardala. E hanno scoperto la malattia di mamma. Mamma è incinta! È incinta! Ma non può essere, sono sbagliata. Papà, e frate e sorella fare a me non l'ha mai voluto. Con me tutti insieme ha cambiato idea. Non può essere. Ma sono sicuro. È incinta di 4 mesi. Hanno sbagliato. Come capi? E mamma tu non lo Sei sapeva. fatta afferrare per pazza, sei fatta afferrare per pazza e che non poteva essere, era uno sbaglio, non poteva essere. Ci stiamo facendo la croce a stamattina. E padre tu che dici? Papà non ha avuto tempo di dicere niente, è sbattuto in terra e ancora sa da soffrire. E ci credo. Non può essere, non hanno sbagliato, non può essere. No, sorella mia, questa è una cosa assai misteriosa. Sì. Padre tu sbatte in te. Mamma ti dice che non può essere. E certo che solo loro possono sapere ho fatto con me Ma c'è chiusa. stato forse uno sbaglio, perché mamma dice che non può essere perché essa e papà non dormono insieme, che sono 5 anni. E io ve lo posso assicurare. Non ci capite, ma Non ho sono fatto con me sbagliate. chiusa. Hanno sbagliato. Certo. Ma può essere mai che un uomo e una femmina che non stanno insieme fanno un figlio? E come fanno sto figlio? Non può proprio Non può essere. essere, perciò sono sbagliata. Senti un po' gridulella. Ma Salvatore Furnar, o compare tuoi e battesimo, come sta? Salvatore Furnare, che c'azzecco? E sta buono. Non vorremmo parecchio tempo, sì. E ce li t'ha fatto sapere, o compare, o fatte mamma. Certo, quello è sempre così preciso con noi. E Kate? È rimasto male assai, è sbattuto in terra purissimo. Donna Tere, basta che quella bella maronna ci metta mano su. Che le cavo essa. E le cavo essa. Ma pensiamo un po' a noi.
Hai già saputo che a Forzachiella si sposa? Caro! E poi complimenti per l'eredità che avete avuto. Quale ereditarietà? Oh, come? I ducati aveva lasciato il Gennaro in Abbonano. Quanto erano? 100.000 ducati? Ma quante mai? E la ti piende in banca? Sì. Allora, come sono contenta. Sì, tu in de banca e vanno a fare capire i soldi come se fossero una vera signora. Oh, scena così ha voluta. Che le può dicevo, Anna Sofia? Come fa per che ella si sposa chi lo sa? Perché? Perché dice Anna Sofia che per che nessuna mai si sposa a quella, si sposa a quell'altro, quindi non ha da essere lo paese. No, è di fuori. Ah, voleva dire Anna Sofia. E di dov'è? È di Salletto. Ah, è straniera. E come l'ha conosciuta? È straniera e nobile. E ma che sei? Là. Ah, ma io ero vicino. E dopo il matrimonio, anche io s'arraggio nobile. S'arraggio la madre del marchesier. Là. Capuzzata che va 100 anni, che l'aveva proprio ragione. Chi? Anna Sofia. A dire che a buona sorte va a scema. E che lo veramente è? Ah, così dice Anna Sofia. Sì, io dico, ma mio figlio e mamma, te lo giuro. E chi sarebbe scema? Una teresiva, dico, pare che sono stati, che lei è stata Anna Sofia che chiaressa. A dire che è una famiglia scema. A dove Alessandra ci sono frati per si piglia 100.000 ducati. O figlio è scemo, tale e quale fa. A mamma, buia, mezza pazza, e che le lava a capitare buona sorte. Ah, e mo facciamo per nudo. Mamma Anna Sofia, ma da venire a spiegare parecchie cose. Troppe cose. E che volete fare? Ah, non ho finito la sentire. Io volessi capire. Ma perché che le si viene a intrigare i fatti miei? Ma che lo fa senza interesse? Ma perché non gli da battere mezzo marcato? No, mo sai che faccio? Andiamo. No, mo la faccio venire qua. No, secondo me è meglio che a tu No, mo la faccio venire qua innanzi a te. Ma da spiegare tutte cose e ma da chiarire sta cosa. va bene. Quindi è meglio che venisse È qua. meglio che a tu là. Ah, citti che è meglio che venisse E qua. vabbè, è meglio che a te venisse qua, avete ragione. Ah, già, Sì, che è sì, meglio che venisse sì, qua. sì, avete ragione. Mamma mia, quando ne dice, sapessero quando ne ritta. Io poi non lo dico, per non mi fa piglia contro. Mo te faccio vedere. Anna Sofì! Sofì! Anna Teresi, non pulito! Vieni da qua! Avete passato, non posso dire no! Gli sto che fresca e tosta! Abbiamo fatto caso! Vieni da qua e non dico! Oh, mamma mia, ma Sta venendo! Carissima donna Teresa, Distinti saluti! stai pure tu qua? Ciao, beh. Donna Teresa non consigliera amica. A te se non la facete venire più qua. E perché? Perché? Sapesse che con successo che è? Ma perché non sapevano? No! Che le mamma hanno solo un giuce. E me, quando night, ho saputo tutto il quartiere. Ah, voi siete un successo! Sì, ma che state dicendo? Ah, mi sono chi con Pagrisceni, sono là! Che sono una giucessa? Ma riuscite mai a verità da Ritolella? Non lo so, voglio essere solo chiarificato fatte le scene. Sci, beh che sono sti sci? Voglio essere spiegato chi ha che la procurenza va a scene. Chi ha che marito Alessandra ci sono frate per 100.000 ducati? E
che sono stati? no, sono stati! E allora siete stati voi? Anna Sofia, non faccio da spagnolo, siete stati voi! Iglia, ma voi state a cucchiare? Ma mamma da dice chi è stata? Benché io la conosco già. Uè, tu hai detto che non lo guarda, sa! Sono chiacchiere che si sparano per quartiere e non si sa chi è meno. Ma che malaggia fatti! La signora mi è tastingiuccia! Ma che ne sapete sti quattro ragazzi che vanno dicendo a me? Ma no, basta! Ma vado, ma fate, guarda da fornista! Poverino, non paga! Facete proprio buono, Anna Sofia. In da stupi che le tagliano proprio a chiacchiera superbia. Ah, tu non lo sai niente! Io? E tutte voi che tengo per capo metto a pensare fatte là. Tu fai a muccia sorda, mo stavo tutto quartiere! Che cosa? La visita una giucessa di prima qualità! Hai capito? Che si vanno solo in giuscia, vanno solo in giuscia. E chi me l'hai? Io! Comunque che volete, che io ti trovo, neanche volete sapere. Me ne hai dai a caso, perché siete due ingiuste, ringraziate a Dio che io sono la signora. E mo, io devo Anna Sofia. Chiano, ma che voi credete parlare con Ritulello? Ma ci chiama la limonata a E facciamo, va, fa fare! E quando si fornisce, non dovete tutto detto. Che togliezze cada piezza. Anna Sofia dovenne. E tu ritule, pensa a mamma di affrato che sta per nascere. Invece di intrigare i fatti miei, va a camminare per Napoli e va a scoprire che io ho una dei frati. E se capisce che ce ne hanno, che ci volete far stare in questa casa addosso tutto il quartiere? Che cosa? Cremo, volete sapere? Ma non sono più una giucessa. Ritulè, ringello tu. Io? E da che lanciocessa siete voi, mod ventiglia? Anna Sofia che dice al quartiere? Il quartiere dice che questa è una famiglia sciupata. O figli scemi, tale e quale o quale. O padre Mariolo che ha ciretto frate per si pigliare 100.000 ducati. Ah mamma, buie, che si fa chiamare nobilessa, che a cercare e fa sposo figlio scemo, che si dice? Ah, che si dice? Che si dice? Strozzato pure tutte e due, me ne devi Ma che vai a fare? Camminava a Napoli, va! Zazzonetti, che dai trovando padrone, E passasse per Don Salvatore a furnare, la me faccio padrone! Uè, ma che state a cucchiare? Che sti male lingua, sciupa, facciamo! ma spuzzate pure! Madonna, ma pare mill'anni che diventa Napoli, ma venite a catti! Ma non avete più a che fare con quella gente, niente! Ma che volete fare? La voce che il prezzo l'arrivava a Marigliano, niente. Ma che gente a tricare! Ma che schifo! Ma che parisce su Ma non sai che la gente è invidiosa, io guarda che è sbraita perché sono invidioso, pensi E possono accirare tutto detto! pensi invece che tra poco te ne vai in un ambiente più nobile dove sono tutti signori e pieno di tutti gli alberi che hanno messo la visitura d'Italia di l'albero. Tutto bello, così finalmente potrai dire che sei una signora pure tu, hai capito? La verità, a me sto fatto non mi piace proprio. E perché? Perché non può essere che un nobile si sposa un enu. Ma come non vuoi? Quello è per i soldi, e i soldi che fanno venire a vista e cercare. E si va non è una bella E guaglione. se non è bello non già scusabile, che t'ha già dice, che però vale la pena a provare, no? Buongiorno! Maria, buongiorno, come Teresa. sta? Donna Teresa, Manna Alessandro, mio marito Augusto. Ma ha detto che non viene più tardi perché deve finire prima un testamento. Ma per Ziello si sposo. Sì. E vabbè, allora io me ne vado. Ma perché stai piangendo? Ma chi? Mi sto piangendo? No, io non sto piangendo.
confezione che ha pigliato tutto Napoli. A me la pancia non mi fa male, per esempio. Eccomi qua. Da chi sto? E a asciughi? Come siamo fuori? Guardate lo sposo come si è combinato. Ma che non mi piace? A coppa per esempio, veramente non mi piace. E la sposa, quando arriva? Ma mi che aiuta padre da pigliare a Donudai, a te cavava, cose pazze. Chi lo muove lui? Chi lo muove lui? di Alisandro del Buonocoro. Volete dicere la casa? Oh, mi fa piacere constatare che tra il popolo la parola dimora è di casa, bravi. Sapete, quando sono venuto da Cialleuto e ho chiesto a mezza Napoli dove fosse la dimora del famoso notario Pizzetto, nessuno mi ha saputo dire niente. E sapete perché? No. E sapete voi perché? No. E tu sai perché? Gesù, non lo sanno loro, lo posso sapere io. Perché non conoscevano il significato della parola dimora. Invece voi... Senza offesa, qua in questa casa il parlare dei nobili è di casa, sì. E quindi voi siete in Buonocoro? Sì, noi siamo in Buonocoro, sì. Noi la nobilezza, anche se siamo pezzenti, la nobilezza la teniamo nel sangue. Sì, noi abbiamo il sangue. È bravissimi, non mi poteva far altro che il piacere. Ah. Cari. Troppo buono. Posso? Prego. Pisciate il passo. Non si è mai detto. Scusate, ma tutti i nobili ogni cosa la dicono 3 volte. No, perché avete detto le cose per Veramente siete stati voi che avete cominciato, eh? Sì. Noi invece ci pensavamo che fosse un'abitudine delle vendite. No. Anzi, Ma quando vai anzi, io pensavo che fosse un lazzo, No, un vezzo no, dei nobili napoletani parlare così. No, meno male che Pezzichelle ci ha scarificato l'idea, Meno male, altrimenti meno qua male. a dire le cose 3 volte facevamo la vigilia. È vero. Dunque voi siete Buonocoro. Sì, E veramente non ne potevo avere più piacere. Ah. Cari. Perché? Ma ha cominciato da No. Caro, è un vezzo. Ecco per dire che sono veramente contento, perché non potevo sperare di meglio per la mia figlioccia. Quando la vedrete capirete. Ella è una giovane e ingenua, fresca e saporosa, nel pieno dell'ardore che i suoi anni comportano. È morta. Credetemi, per me è come morire. Vedere un fiore d'amore appassito e non poter fare nulla per lei. Questo è bello un po'. Prego. Ma mi parlato bene. Grazie. Come siete sensibili!
davanti di me. Voi siete il padre? No, padre è quello che stava dando Giusto. Voi siete la madre? A servita. Ah, complimenti. E complimenti pure per il balcone, signore, Questo complimenti qua, veramente. voi lo vedete adesso, una volta qua sopra ci mettevamo le piante di gerano, ma ci mettevamo un santema ogni tanto. E come si chiama il giovanotto? Come si chiama? Il giovanotto si chiama Franceschino, ma tutti quanti lo chiamano Perzechiello. Ma che simpatico nomignolo! E come mai? È perché quando ero pizzerella assomigliava a una perza, Oh, che veramente? sapete che li belli perzi. Che papà assomigliava proprio a una bella perza, Bellino. che peccato però che dentro ci doveva stare bene. Bene, in che senso? Non capisco. Era bella fuori e fracidare, insomma. Eppure il giovane mi sembra forte e volitivo. Ah sì, come diciamo fra noi nobili, era un mazzo. Volete dire vezzo? Mi ha giocato un mazzo poverizio. Per male che mi ha giocato quello che gioca faceva male. Caro. Buono, mamma che Oh, ecco, sta arrivando, la mia figlioccia sta arrivando. Ecco. Vuole che la vedete capire di com'è bella? Guardate che bellezza. Vedete chi è abituato a camminare dei cammelli? Bene. Guardate. Vieni cara, vieni. Vieni qua, cara. Vieni. Come stai? Come ti senti? Bene, fa un cavolo però. Piano, notato. Da qua, Cari, questa è la mia figlioccia. Questi qua. Sì. E stanno ridotti un poco male. Cara, ma quante volte ti devo dire che l'abito non fa il monaco? E Napoli è una grande città e mica i nobili possono andare vestiti a festa come dalle nostre parti. E poi non ti preoccupare che un notaio che i 5.000 ducati ci sono. Sì. E poi guarda come sono dolci, guarda, appena ti ho presentato si sono genuflessi, si sono abbassati alla tua presenza. Ma su, non fate così, alzatevi, ergetevi, fate una bella erezione, su. E lo sposo? Dov'è lo sposo che non lo vedo? Sta dentro, ma lo vedete venire, sapete com'è? Per lui è la prima volta, sta un po' emozionato. Pure per me la prima volta fu lo stesso. Ma poi, come si dice nel regno dove viviamo? Uno si fa il cavo. Dite la verità, che figlioccia, Non si può dire proprio. Certo. oh, ecco qua, questo è lo sposo, Perzechiello. Questa è la mia figlioccia, la tua sposa. Questa qui. Su, avvicinatevi, che con l'aiuto di Dio e la sveltezza del notaro, in meno di un'ora sarete marito e moglie. Evviva! Vai Annarita. Ma che stai mangiando una cacciotta? Evviva! Benvenuti! Dai, pigliano un po' di vino per il marchese alla marchese, Scusate, non per essere Aspetta, dai, su un momento. E noi dove vi guardiamo mentre bevete? Ma io so che nell'esercizio delle vostre funzioni non potete bere. Ma una volta i notari antichi facevano così, adesso la procedura è molto più svelta, meno severa. Da voi, Mi si regala un bicchiere di vino, ce lo dobbiamo bere. Amici, parlaci di te, delle tue avventure. Parlaci di tutte le femmine radine, va.
vedete? Un occhio. Come mi trovate? Gesù, e voi state qua? Volevo dire, credevate proprio che ero così come sono? Non me lo ricordo proprio. Io invece credevo proprio che eravate così. Forse un po' più giovane, aitante, slanciato, muscoloso, bello, ma più o meno così. Ditemi una cosa, ma a vostro paese ci sono quelle strade piene di alberi dove uno quando cammina si deve riposare per forza? E che sono? Le frascate, uno cammina, si stanca, si deve riposare quando si stanca. Ma quando sono stanca vado a letto. E anche quando camminate per la frascata? E sempre. E se vi sentite stanca? Torno a casa e vado a letto. Ma ditemi invece, l'avete mai amata un'altra donna? Sì, ad Alcisa. Ah, e com'era bella? Una ciaciona! Però teneva troppa folle, i soldati del re, i briganti, e si faceva. Ditemi una cosa, ma voi vi fate pagare? Che cosa? Perché quando vengono soldati del re, guardate via! Non capisco. Comunque nella mia triste vita non ho mai avuto a che fare con i soldati del re. Allora con i briganti? Ci mancherebbe! Io carissimo, sono una ragazza per bene. Annovero fra le mie conoscenze i frequentatori di corte, le cortigiane di Parigi e di Versailles, i nobili del reame di Napoli. Sono di casa mia. Dunque, come potrei avere a che fare con i soldati del re? I briganti! Ma ditemi invece, amate ancora quella donna d'Algisa? No. L'avete dimenticata? Sì, Mi amerete dunque? per me. Io sono una povera creatura indifesa, sola. E vedete, essere sola molte volte porta a sbagliare. E nella mia vita ho sbagliato tante volte, sai? Ma l'ho fatto solo per vedere se gli uomini che frequentavano la mia casa venivano per amore. E invece no, venivano per quel denaro, quel vile denaro che uccide l'amicizia. Ma voi vivete così forte, coraggioso, leale. Voi non mi amerete per i soldi, eh? Non vi amerò. Io sono dolce come una pecorella, buona e mansueta. Io sono la vostra pecoriella e voi? Il vostro pecoriello. Baciamerete! E dunque mi perdonerete se qualche volta avrò bisogno di compagnia? Perché soffro a stare sola. Allora, signora Marchesa, signor Francischiello, vogliamo cominciare? E cominciamo. Dunque, noi faremo una scrittura pubblica. Non lo potremmo fare meglio. È impossibile. No, ma perché, mamma mia. Ma cosa? Abbiamo invitato tutta la gente e se qualcuno non può venire. Ma cosa avete capito? Scrittura pubblica si dice così. Ah, e Alice è un lazzo, hai capito? Ma che lazzo è lazzo? È un termine preciso. Vabbè, scusa, tu volevo offendere. Vabbè, dunque, noi adesso faremo una scrittura pubblica dove basta il notaio, un giudice al contratto e 2 testimoni. Il notaio sono io, il giudice è lui e i 2 testimoni li fate voi. Dunque, però la nostra venuta qua si paga. Mi spettano come da tariffa 5 carine a me e 2 a questo giorno. Non vi preoccupate, vi pago io, basta che fate presto. Scusate se vi offendete, ma purtroppo è meglio che uno le cose le chiarisce Prego, prima. andate avanti, procedete. Dunque adesso procediamo con i capitoli e le solite cose, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Quindi capite, il matrimonio è una cosa seria e poi c'è la donazione. Dunque, voi siete disposti qui a, secondo la tariffa 500, avete dato 500 a me, e vabbè, andiamo avanti. Costituiti in nostra presenza abbiamo il signor Alessandro Buonocore. Alisandro, no da? Alisandro, non sbagliate. Alessandro. Non si passi nei guai. Sempre voi siete, dunque Alessandro Buonocore e Teresa Buonocore, i quali sono qui riuniti in questa eccellentissima città per contrarre prima donazione di beni e poi matrimonio a seguito della donazione, eccetera, eccetera, eccetera.
Scusate, ma il giovane non si dona, il giovane si sposa. No, no, un momento. Questa è una donazione che voi fate a beneficio del marchese di tutti i beni che possiede il giovane. D'altra parte, e poi dopo la marchesa decide se sposarlo o no. D'altra parte voi sapete benissimo che è così. Certo. Il bando, l'avete sentito anche voi? Sì, come la voi diceva, a marchesina, giovane, bella, ricca, sfondata. No, scusate, ma ci deve essere un errore. No, Perché il bando diceva giovane, bella, ricca, sfondata. Ti sei come ho detto, è giovane, bella, ricca, sfondata. Quale bella? Scusate se insisto, ma non faceva così. Era giovane, ricca, sfondata. Dai, la città è quale, giovane, bella, ricca, sfondata. Ma se lo dite così non potete capire. come Facciamo come faceva il banditore. Facciamo Voi come? bandite e io faccio il tamburo. Avanti. La marchesina, giovane, Boom! bella, Boom! ricca, sfondata. No, e andate fuori tempo. Dite prima ricca. Ricca, Boom! sfondata. Boom! Avete capito? Prima fate il boom e poi sfondate, avete capito? Ah, sicché allora... E mo per 5.000 ducati ve la davo pure nuova. No. Però l'usate è garantito, È continuata allora. Allora procediamo. Procedete. Allora voi fate donazione al marchese, il quale in cambio fa sposa la sua figlioccia con i giovani. E tutti i parenti hanno diritto a chiamarsi marchesi di San Leo. Certo. Con tutte le facilitazioni che ciò prevede. E ringraziate assai Gennardi la grazia. Ma sì, ringraziate a San Gennaro. No, dovete ringraziarlo voi perché la grazia l'avete ricevuta voi. Ah, che se fosse la grazia. Certo. Vabbè, e dove vanno di casa gli sposi? Se non mi lasciate finire. Allora gli sposi e i parenti tutti andranno ad abitare nella dimora della marchesa di San Legge. Dimora che è, resta e sarà sempre di proprietà della marchesa. Accio! Salute! Accio quando è stabilita a me notaro Pizzetta e giudici. Allora, passiamo adesso, accettata la donazione, al matrimonio. Alla parte più bella. L'atto grande della giornata. Fate. Che cosa? Atto grande. Il matrimonio. Voi dite quello? Sì. Pure io. Allora, Marchesa, vi piace il vostro futuro sposo? Promettete voi di essere fedele moglie e di stargli sempre vicino? E se no che ci veniva a fare da San Leucio fino a qua? E tu, Pezzecchiello, prometti di dare a tua moglie tutto l'amore che ella ti chiede? Basta che non la pago. Come si dice? Se no mi pigliava dal Gix. Ma per caso è quello che sta fuori alla marina? Perché la conoscete pure voi? No, così, per affari. Ah, per affari. Avete nominato un'altra volta questa donna? L'amate ancora? No, non la... E non la nominate più? Odio! Non ci pensate, Marchesa, essa è una donna di malaffare. No. Quella è una donna di buon affari. Giovanotto, ti prego di non nominare certa Melma al cospetto della mia figlioccia, Nominare una donna di cattivo affare. Ma perché? Quella gli affari li fa buoni, anzi buonissimi. Scusate, Marchesa, ma il giovane crede che il fatto dei soldi sia da fare, perché ad Agisa, secondo lui, fa buoni affari perché guadagna, si piglia 7 caroline a volta. 7 caroline, aumentato. Poi dentro l'abbonamento. Vabbè, allora caro Francischiello, vuoi prendere per moglie la qui presente e se la vuoi non tiene da nascondere che possa fare qualche cosa con questo unione, rispondi di sì. Ci devo pensare. E vabbè, pensaci. Allora voi, signorina Marchesa, avete qui a vostro cospetto il presente, eccetera. Se non avete nulla da nascondere, lo volete sposare, ditemi di sì. Un momento, io devo essere schiarificato prima una cosa. Se domani venite qua
questa gnoma mi ha detto che al suo paese pure ci stanno le infrascate, però lei quando si sente stanca se ne va a coricare a casa. Che scema, allora sta a letto, si capisce, no? E non ho capito perché io a Mariella la dovevo far coricare per terra e non la potevo portare nel mio letto. Cazzecca Mariella, a 7 del Mariella, ha nominato pure un'altra donna, ma voi capite, ma caro Marchese, questo ha nominato 2 donne nella sua vita, 2 donne di lui innamorato, Cazzo fa, carestia e l'uomo a Napoli è venuto, mamma mia. Non signori, c'è un errore. C'è un errore, allora chiariamolo per piacere, perché questo giovane continua a parlare sempre di donne? Non è che il giovane abbia mai fatto promesse di matrimonio a chi che sia. Ah, come? No, ad Argisa la conosce così e a Mariello la conosce così. E crede che siano sue amanti? E se lo crede, che vi debba Allora chi sei scemo? caro Marchese, l'affare del matrimonio si fa in 2. Caro. Buono. No dai, procedete. Signor signori, dopo sta scurando notte e io devo fare ancora un vabbè, andiamo testamento. alle 5. E voi, don Alessandro, cosa dite di questo fatto? Ah, caro Marchese, i nobili della casa sono loro. Loro fanno le trattanze con la gente. Ma che c'entra la nobiltà? Che c'entra? Qua si tratta di appurare se vostro figlio vuole sposare la marchesina nonostante sia scemo. Quello parla di donna bambera, non da affidamento. E a chi la volete dare? Quello sarà un femminiere. Tu stai zitto che dici io per sposarti, Cari Marchesi, mio figlio non è femminile, anzi è maschio. E io come madre ve lo giuro su quella bella Vergine del Carmine, tutto sceme, ma Scusa che signor signori per me. un momento! No, non avete capito niente. Caro Marchese, qua i signori Bonacor stanno pigliando pesce come piace. Voi dite femminile e loro intendono tutte un'altra parola, femminile, lo credo che sia la stessa cosa. No, tutt'altro. No, voi ci siete testimoni che si è offeso. Pensi che è tutti 50 chi sta parlando? Il guanto non ce l'ho, ma nasce. Sì, non mi piace. Signor signori, un momento, no, cari signori, ma che credete che con 5 carlini che mi avete dato mi tenete qua tutta la giornata? Voi ci siete testimoni che il Marchese ha offeso il giovane. Ma non l'ho offeso. Come non l'ho offeso? Ha detto femminile. Che significa? Che significa? Frequentatore di donne. Non femminile, che è tutta un'altra cosa. Tutt'altro. E chi me lo assicura questo? Io l'ho letto in un libro turco. Perché voi sapete leggere con turco. Voi no? No. E piccioni sono notare e voi no. Vabbè, penso che allora si fa manello, non si fa maniera, non ti preoccupare. Marchese, procediamo. Procedete. Ma voi siete sempre sicuri di voler dare vostra figlia a questa? Ma perché? Perché è scemo. No, dai, procedete per piacere, procedete. Dunque, lo signor la Marchesina e il signor Pezzechieri devono essere ben sicuri se affrontare o no in libertà questo matrimonio. No, ma sono sicura, avete detto che andate di fretta. Ma E è andate mio- avanti senza domande, fate Ma firmare è per mio favore. dovere, è loro diritto conoscere le leggi del matrimonio. Ma le conoscono, altrimenti non sarebbero venuti qua, no, procedete! Allora, Francischiello, Pezzechiello, come cacchio vi chiamate voi? Siete ben conscio del passo che fate? Sono seduto e non mi muovo. Dico. Maronna, Marchese. È questa la donna, la marchesa, la donna che desiderate impalmare? Alto. Parlate in lingua, ma non ci bugliate più. Che significa impalmare? Ho detto impalmare. Impalmare che significa? Impalmare significa sposare. E dite sposare, mi piace. Allora, caro signore, siete sicuro che volete sposare la marchesina? Ma io volevo a Mariella. Io posso mamma procedere mia, così. Marchese. Il giovane mi sembra forzato al passo. Chissà sta piano troppo all'uomo. Avesse fatto tanto ma avesse stato ne a sto pezzente arricchito che mi ragnasse sei corna. Un pezzente arricchito. E chi fosse sto pezzente arricchito? Perché non siete pezzente si aiuta? E tu mi sa Marchese? Marchese ti sta lasciando dal troiere. Ah, il ladrino! Ma oggi no!
calmiamoci. Chissà, stanno pigliando troppo all'occhio. Pure 5.000 ducati cazzo ma gente marchese. E io mi salto ma avessi a tenere vicino a stu cate colla. Voi siete troppo compromessa, ricordatevelo. Mannaggia, l'almeno l'uomo, mannaggia. Se loro signori permettono... Un momento! No, è durato molto troppo questo momento. Voglio, a Barranchetta, e diamoci, chi si canta energia nei fani e noi ci prendiamo pure un testamento. Sì, facete proprio buona, perché questo matrimonio non si può combinare. Io lo sapevo già. Ma un momento, aspettate un momento. Ma voi non volete diventare nobili? Eppure il bando l'avete sentito, no? Parlava chiaro, l'avete sentito? La verità, perché a me mi faceva male la panza, non ci capite lì. E voi, l'avete sentito? L'ho sentito, però ci siamo un imbroglio. Ma quale imbroglio? E voi ho messo le luci come facete fare, bum bum, vado vicino. Secondo voi una nobile di sangue blu si abbassava a sposare un pezzente semplicemente perché teneva i soldi? Va bene, Mamma mia, mi credessimo che scemi stessero a Palazzo Reale con tutte queste cose che stanno facendo. Come hanno nominato? Un palazzo reale? Sì, Ma si ossamo tutto bene! Ma che cosa? La regina tradizione. E poi e chi me l'ha detto? Chi me l'ha detto? Me l'ha detto mia Marina di Santo. No. A me me l'hanno detto, io un saccino. Voce di popolo, voce di Dio. Vabbè, ma comunque queste voci a me non interessano. La regina è regina e può fare quello che vuole. E si vede che il re non ci tiene a queste basse dicerie, avete capito? Ma perché adesso le corna a Palazzo Reale si chiamano dicerie? Senta! Come si chiamano? A noi non interessa. Io dico semplicemente che sono venuto da San Leucio per fare un matrimonio. Ognuno ci deve trovare la sua convenienza. Poi diventate nobili e che si sposa. Mi sembra una cosa equa, no? Mi sembra che il peso sulla bilancia è quello giusto. E se poi il peso sulla bilancia non è giusto? Senta, che tu sei scema, ormai è appurata, eppure un notaio lo può testimoniare. Che lei, diciamo che lei non è più signorina, va! Lo può testimoniare tutta Napoli! Ma datemi un fettente, questo è Ma parlare con me con chi? Voglio! A bada come parla, se no mi scordo che sono una marchesa! All'anima la marchesa. Non parla con quell'anima annucente ai figli, si vuole parla con me. Che anima annucente a chi non batti l'occhio! Ma basta veramente, mo! Io sono un notario e non posso essere testimone di tale scempio! Voglio, figli a baracchero, e chiamici i 5 carlini, Cerro Fonghi e me ne vado! Però prima di andare vi do un consiglio, da amico e poi da notario! Ma tornate a venire a casa tutto quanto e scombinate sto matrimonio che non si può fare! alla benissimo! Ma che sti ma tengo coppo stomaco per 100 anni! Perché non posso morire a te che se vogliamo tutti i soldi miei. Allora non lo tutto che mangio mica. Devo andare a trovare un marito per sistemazione a presa. Ma se tu fossi stata un poco più accorta, cara la marchesina, a quest'ora non tenevano una catena e un marito forse l'avessi trovato più facilmente. Ma sangue della malora! La fama tua è nota fino a Parigi, mamma belli, Io me ne vado, addio! Aspettate. Io voglio fare questo matrimonio. Io voglio convincere Franceschiello, Pezzichiello, perché mi sei simpatico. Facciamo una cosa. Tu mi devi dare 5.000 ducati a me. Voi mi chiamate tutti marchese. E se tu sposi alla mia figlioccia, ti do pure il castello che tenga a San Leucio. Via. È una bella offerta, mi sai? È una bella offerta. Vabbè. Ormai già mi sono affezionato a te. Già ti vedevo nel mio castello. Facciamo una cosa. Tu ti chiamerai sempre marchese, eppure voi. Tu ti sposi a questo. E anziché 5.000 ducati, me ne prendo solo 4.000. Già. Questa è una grande offerta che ti faccio. Non puoi rinunciare. No. E facciamo una cosa. Io ti voglio bene. Facciamo una cosa.
tu mi dai 4.000 ducati perché già ti hai fatto lo sconto. Diventi marchese, ti sposa a Chest, ti do il castello a Salleucio e ti do pure la tenuta che tenga a Caiazzo. Ya, a Caiazzo, e che? Ya, a Caiazzo. No, No, ma che fu? voglio la busta! Ma che sei troppo scemo, ma fanculo, ma... No, no dai, andiamo, no dai. Andiamo alla carrozza da voi, andiamo. La città che non era cosa. Lo sapevo. Come faccio a saperlo? Perché non è possibile che un nobile si mette con noi. Il band però parlava chiaro. Chi le ricche sanno fare buoni trucchi. La mamma è rimasta senza moglie per perseguire. No, io ho pensato, se tu ma io mi voglio sposare a Mariella. Ma gli dici che le sue spose? Ma che... Ho un'idea. Sì, tu ma si è la stessa pensata prima. Che se no, no, è una bella idea. Vieni pure tu. Vieni pure. Poverino. L'ora perduta così non tornano più. E lui ci sfui marinte in mano senza tenere coraggio senza parlare. Mangiavo lì bene veramente. Ma su rimane mio mi fa dannare. Strignalo, No, non ci sta. E poi non mi chiamate più sposo. Perché non si sposa? Non te lo voglio dire. Oh, e non mi dicero. Senti Mariella, ma quando vai da tenda affrascato? Non ti stanno mai. Come no, non mi stanco. Non da riposo. No, come fa? E se stessi con me? Allora sì. Se stesso con te, sì, mi riposassi, perché tu mi proteggissi. Ma tu non puoi, tu che ti hai sposato a Marco Senna. No, non mi sposo più. Bravo! Sono diventato vedovo. Bravo! A che te credevi che ero scemo? Io mi sposo a chi mi pare piace. Bravo! Io mi Bravo! Maria, senta, io veramente tu volessi ricevere una cosa. Dicimi, che cosa? Che veramente, sai, tu volessi ricevere che... Dicimi. Dai, Maria, te l'ho già detto lì, queste sono cose da lavoro. poi hai capito, tu muori se la muovo bene. Ah, tu mi vuoi bene? Ehi, avrei che muovo bene, sì o no? Che te l'hai detto che ti voglio bene? Ah, pure ti voglio bene. Tu mi vuoi bene? Avrei che... Proprio a te la mia città, ti volevo dire, da pezzi pieni. Ma va bene. E chi te l'hai? Chi me l'hai chiesto?
succedenti, proprio tu. Senza succedenti, Ma sono contento. lo sapete che facete? Ci andiamo a fare una bella camminata, per tintare frascare. Sì, E questa volta la faccio Ah, riposare. bello, sono proprio contento. No, però, facite una cosa, io da presso a presso perché non può che i malevanti si muovono. E la commedia è terminata. E la morale della favola è bella e preparata, popolo ignorante. L'amore che fa nascere sciura, l'amore che fa che un comune sano, l'amore vince sempre e non ci stanno ostacoli che possono fermare. E se per caso vince, l'amore se lo fuia, aspetta le sue. Se è essa tornerà e non ci stanno denaro, soldi, villa, l'amore che lo vero non so va a cercare, sa contenta la miseria, tra luna e de stelle. L'amore non ci pensa, non si va a fare. Popolo amoroso, e mo che ti sei commosso vieni bello, perché la famosa compagnia dei comici che ti ha rappresentato la famosa commedia, la buffa storia di Pezzechiello, passa all'atto pratico della cosa. Mo giriamo in mezzo a voi, che canisti, dateci un po' di roba da mangiare, soldi, qualche cosa, perché abbiamo tanta fame, il teatro proprio fa venire la fame. Ma t'avverte, popolo, non lasciare la sala senza che ci sia qualcosa in da sacca, perché sennò non male i panzi da cogliere a te e tutta la generazione va tanto un Natale. Compagni là, un popolo è cotto, andiamo pace. Vabbè, siete stati gentilissimi, ci avete seguito fino alla fine, eppure c'era un impegno importante in televisione. Pure l'offerta già l'avete fatta, vi auguriamo. Maestro. Un gelato per me, non avete niente più. Volevo augurare buon Natale a tutti voi, a nome pure degli amici della compagnia, grazie signora gentilissima, grazie. Il presidente, la vicepresidente? No. Grazie Peppe, è una bella cosa, grazie a voi. Va bene, già avete chiudete. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti quanti. Alla prossima, vedete che a gennaio, lo volevo annunciare, cominciamo una rassegna teatrale in questo teatro con delle commedie nuove. Speriamo che qualche amico che manca adesso riuscirà a superare il momento difficile che ha avuto. Ci prima all'anno nuovo, venite tutti, tutta brusciata. No. Ah sì, invece sì, va, così come stanno, senza ordine. Francesco Dragone, Daniela Marciano, questo è mio figlio Giuseppe. A lui fa un applauso particolare perché ha dovuto sostituire l'attore comico che faceva questa parte e che purtroppo è impegnato per cose mediche. Quindi un doppio applauso perché in una settimana ha dovuto fare una cosa difficile. La mia amica Teresa Castaldo, la quale cura tutte le cose che vanno bene in questa compagnia le fa lei, tutte le cose scombinate le faccio io. Sonia Bonifacio,
scema per finta questa, ha imparato. Questa è Imma Giorgino, Enzo Vippo Palmieri, Milena Spisso e Giuseppe Coppola. E poi ci sta, questo è mio nipote, che sta cominciando pure lui a calcare, quindi ve lo troverete per parecchi anni. Bravo. Votando a tutti e arrivederci. Buonasera.